Già pagare le tasse non è piacevole di per sé, se poi bisogna autocompilare il bollettino con il rischio concreto di commettere errori grossolani, la rabbia aumenta. Sta accadendo per la Tasi. Il caos regna sovrano per i comuni che hanno già deliberato l'aliquota e che a giugno dovranno far quadrare i conti. In provincia di Venezia sono Annone Veneto, Brogliano, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavallino Treporti, Cinto Cao Maggiore, Cona, Dolo, Eraclea, Quarto d'Altino, Porto Gruaro, Sandona di Piave, Santa Maria di Sala e Spinea. In questi comuni i cittadini dovranno arrangiarsi. Ma io credo che brancoli nel buio prima di tutto chi ha fatto questa norma, perché è soggetta a variazioni, è soggetta a chiarimenti, a interpretazioni, per cui brancolano nel buio i comuni che peraltro già nel passato non hanno reso facile la vita ai cittadini. E poi ci sono i cittadini, io vorrei quasi escludere noi, mi interessa e sono preoccupato per i cittadini che non sanno in realtà quanto andranno a pagare. Le amministrazioni che hanno rinviato la delibera sull'aliquota paradossalmente favoriranno i propri cittadini. A ottobre sarà probabilmente tutto più chiaro. Era stata data, forse ipotizzato il fatto dello spostamento a luglio, alcuni comuni che hanno deliberato più tardi e in realtà agevolano i cittadini facendo pagare tra settembre e dicembre, per cui in mancanza di informazioni precise, in mancanza quindi di capire che cosa si pagherà e come si pagherà, credo che i cittadini siano davvero in una situazione difficile.